Bentrovati, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, della politica e dell'attualità, soprattutto della cronaca, perché quella di oggi è una domenica contrassegnata da gravi episodi di cronaca. L'ultimo della serie ci porta nel Padovano a Legnaro per un incidente mortale che è avvenuto questa mattina alle 4:30. La vittima, soltanto 17 anni, a bordo di una Opel, stava transitando in via Vespucci all'altezza della strada statale 516 La Piovese, quando per cause che sono ora al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere con violenza contro alcuni muri di cinta di abitazioni presenti lungo la direttrice di marcia. Queste sono le immagini terribili che sono state diffuse poco fa dai vigili del fuoco. Il mezzo, ormai fuori controllo, si è impennato finendo la sua corsa contro un'abitazione, lo vedete. Tra le cause che hanno portato a questo ennesimo episodio, molto probabilmente l'eccessiva velocità, ma non è questo il punto, perché si tratta di un soggetto minorenne che appunto si trovava alla guida della macchina. In queste ore ovviamente sono frenetiche le attività di indagine da parte della Polizia Stradale di Piove di Sacco, che sta ovviamente svolgendo tutti gli aggiornamenti gli accertamenti sulla vicenda. Si sta indagando per il reato di incauto affidamento, a quanto pare, una violazione del codice della strada che punisce chi affida la macchina a persone minorenni o senza patente. Sembrerebbe che la macchina fosse stata affidata dai genitori del ragazzo a un amico maggiorenne, ma per l'appunto il condizionale è d'obbligo. Di fatto l'ennesima tragedia sulle strade che arriva dopo una settimana difficilissima, e oggi faremo il punto proprio su questo con diversi ospiti. Tra l'altro qui in studio c'è già con noi Romina Ceccato, tutti voi la conoscete, ma appunto avremo modo, Romina, di passare un po' in rassegna tutti questi fatti che ovviamente pongono tanti interrogativi. Sono già collegati, li saluto e li ringrazio, il sindaco di Resana, Stefano Bosa. Buongiorno sindaco, e buongiorno anche a Pierpaolo Longo, imprenditore di piscine e palestre e rappresentante della Sonuoto. Lo vedete nella sua piscina vuota, perché oggi è la giornata della serrata delle piscine a livello nazionale, contro le limitazioni imposte dalla pandemia, ma contro soprattutto il caro bolletta che sta diventando esiziale per tanti impianti. Ma ritorniamo alla cronaca, perché come sempre la cronaca incombe e ci porta a Oderzo. Vi mostro però prima questo video che sta facendo il giro del web insieme ad altri. Se possiamo mostrarlo, ecco, queste sono le immagini della piazza, di fatto della via centrale di Oderzo ieri sera. Sentiamo l'audio. Oderzo, Queste le immagini, quindi, queste le immagini di un 38enne dipendente di un kebab che si è dato fuoco in pieno centro per protesta, ma ci racconta tutto da Oderzo il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo nel luogo dove appunto il 37enne è crollato dopo una corsa di circa una cinquantina di metri. Sono in via Roma, nell'angolo con piazza Castello, dietro di noi c'è la piazza principale di Oderzo, e qui ieri sera si è consumato questo dramma. Sono con Alessandro Alemanno, che è persona che conosce molto questo giovane che come dire, è dipendente, come hai detto tu giustamente, di un negozio di kebab, e che ieri sera al secondo controllo da parte delle forze dell'ordine ha avuto un attimo di sconforto, che però pare
stesse maturando da tempo e ha deciso di utilizzare della benzina che tra l'altro si è fatto portare per darsi proprio fuoco. Ma Alessandro Alemanno può raccontarci un po' di più di questa persona, perché lei l'aveva frequentato addirittura la sera prima. Buongiorno. Sì. Buongiorno, allora buongiorno a tutti. Ci tengo a fare proprio il racconto dei fatti tali e quali. Io la sera prima sono passato di qua perché ero in passaggio, non mi dilungo, e mi sono fermato a chiacchierare un po' con lui. Mi ha raccontato un po' della sua situazione. Non è un amico di lunga data, nel senso che io lo frequento, mangio il kebab, non è che sono un cliente come tutti questi ragazzi che vedete qua dietro, che sono clienti suoi, clienti che sono venuti qui anche per solidarietà. Sì, sono venuti qui per solidarietà, gli vogliono anche bene, no? Quindi sono vicini a lui in questo momento. E l'ho intervistato, ho detto senti, facciamo un'intervista, però ho detto prima di condividere l'intervista che abbiamo, che ti faccio, parlo col tuo titolare, perché non vorrei che dopo, sai, tiriamo su polvere eccetera, dopo magari questa cosa deve andare d'accordo anche lui. Non so che cosa è successo, ero anche riuscito un po' a farlo desistere, mi aveva parlato del veleno per topi che aveva, mi aveva parlato che voleva farsi portare la benzina da un amico, mi ha fatto vedere anche il messaggio. Lui non ce la faceva più perché veniva interrotto ogni giorno, 5 volte al giorno dalle forze dell'ordine. Logicamente le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, è ovvio che se viene una pattuglia e non sanno chi è, gli domandano, viene un'altra pattuglia che non sa chi è, lo domandano, e avanti così 5 volte al giorno. Ma lui aveva questi controlli perché era agli arresti domiciliari? Sì, era agli arresti domiciliari per una cosa successa in Grecia nel 2013, dove lui era stato praticamente messo sotto i riflettori per una per spaccio. Per spaccio, aveva 4 grammi di hashish, 10 euro di valore, e poi lui ha fatto la tratta balcanica per arrivare in Italia, e questa cosa qua in Grecia ha lavorato, poi è stata spostata in Italia, e quando poi è arrivata al tribunale lui si è beccato praticamente sia nel primo processo sia in Corte d'Appello, si è beccato 8 anni e 5.000 euro di multa, 8 anni di carcere. Poi lo hanno accusato anche di traffico internazionale di esseri umani, ma lui mi ha spiegato che era semplicemente finito a Torino nella casa di alcuni pakistani, ci ha dormito 2 notti e dopo se n'è andato da là, era un appoggio, era appena arrivato in Italia, si era appoggiato a questi qui, e praticamente questi qui poi sono stati arrestati per traffico internazionale di esseri umani. Insomma, lui stava scontando questa pena, ha capito che gli stava crollando il mondo addosso e insomma ha deciso di farla finita. Per cui il messaggio qual è? È che se troviamo delle persone fragili dobbiamo aiutarle, perché ho sentito i ragazzi ieri sera andavano anche a trovarlo a turno pur che non rimanesse solo. Diciamo che c'è una comunità che tendenzialmente è abituata a controllare, invece dovrebbe essere una società che è abituata ad ascoltare, quindi se qualcuno l'avesse ascoltato, anche forse probabilmente i suoi avvocati o qualcuno avesse ascoltato la disperazione di questo ragazzo, questa cosa qua non ci saremmo arrivati. Ora io so di essere stato quello che ha ascoltato lui, ho fatto questo video, non mi sono fermato dal condividerlo, l'ho condiviso con qualche persona che conosco, ma non l'ho pubblicato perché ritengo che sia anche giusto che la cosa passi in maniera diversa. Se poi c'è la risonanza della televisione che fa capire quanto questa persona è stata messa sotto pressione da un sistema, occhio, io non ce l'ho con le forze dell'ordine, fanno il loro lavoro, sono indubbiamente chiamati a fare il servizio d'ordine, però se una persona si sente a un certo punto sotto pressione, non ha via di fuga, tenete presente che un ragazzo pakistano come lui, quando in Pakistan alla sua famiglia è arrivata la notizia che lui era indagato per spaccio, gli hanno girato le spalle tutti quanti e lui non ha neanche più un appoggio familiare, qua è da solo, lui vive là sopra, vedete, il kebab è poco più avanti, quindi lui faceva gli arresti domiciliari ed era in arresti domiciliari perché il titolare era riuscito a tirarlo fuori dal carcere. Però i controlli delle forze dell'ordine era perché lui era senza Green Pass. E come è giustificato il fatto che lui non aveva Green Pass e lavorava lo stesso? Questo è una cosa della quale dovreste parlare col titolare e con lui. Perché si dice che essendo ai domiciliari non riusciva ad andare a vaccinarsi. Certo, perché lui con i domiciliari come fa a uscire? Lui non poteva neanche, lui usciva da casa, andava, se fosse vissuto da un'altra parte, nel tragitto uno va a farsi i tamponi o a fare i vaccini, ma lui ha arresti domiciliari, casa, lavoro, casa, a meno che uno non venga a fargli. Lui ha chiesto se c'era qualcuno che gli faceva i tamponi, se c'era qualcuno, non c'è venuto nessuno a fare né i vaccini né le cose, lui era da solo.
il suo titolare parla sì e no l'italiano, i ragazzi, i suoi clienti hanno tutti questa età qua, quindi non ci sono persone di una certa età. L'avvocato non è che ha fatto, adesso lui ha cambiato già, è già il secondo avvocato che cambia e forse si vede che anche l'avvocato nuovo che c'è, io non merito perché non la conosco, quindi non so, brava sicuramente nel suo mestiere, però sa che se magari non riesce a capire bene la situazione, eccetera, diventa anche difficile per un avvocato riuscirsi a muovere, giusto? Grazie, avete capito, insomma, un po' un dramma della solitudine, un dramma anche ingigantito dal problema dell'immigrazione, un dramma che però ha questo tipo di risultati. Mi pare, Cristian, che in questo momento sia ancora ricoverato ai Grandi Ostinati di Verona, però insomma, c'è una speranza di salvezza e questo è importante, quindi voi lo state aspettando. Noi lo stiamo aspettando, ma dirò anche qualcosina di più che questa come associazione Cantiere Misto mi sento di dire. Noi siamo in contatto con Amnesty International, quindi questo anche video io l'ho condiviso anche con Amnesty, adesso non so se poi questa cosa qua porterà qualcosa di utile oppure no. Però voglio anche far capire che la comunità di ragazzi e di persone che erano suoi clienti e che lo conoscevano, anche se solo come clienti, eccetera, perché a volte il bancone fa una grandissima differenza, no? Uno sta di là, uno di qua. Però allora noi non abbiamo deciso, qualcuno mi ha detto quando uscirà sarà da solo, dovrà fare giusto, no? Dovrà fare la terapia, eccetera, e sarà da solo. Non sarà da solo perché ci saremo noi, vediamo anche se sentendo un po' i ragazzi se è possibile attivare una raccolta fondi per dargli una mano, cioè ci muoveremo. Poi è ovvio che qualcuno può suggerire, come mi hai suggerito te ieri, no? Che praticamente uno potrebbe essere il grande trafficante e fingere di essere, no? Giusto come mi hai detto te. Ma dubito che Kaiser Sosa, facendo una citazione dai soliti ignoti, si darebbe fuoco per, cioè uno se è il grande, deve essere un grande genio del male per darsi fuoco e nascondere le cose sotto. L'ultima battuta la lasciamo però alla scritta che questo ragazzo aveva messo fuori, dedicata ai senza tetto, giusto perché concludiamo con questo aspetto umano. Lui ha scritto una cosa importante come che Babbaro. Sì, allora, è una cosa che qua io non ho visto, so che ci sono persone qua a Oderzo che danno da mangiare alle persone fuori via, finito quello che avanza, lo danno fuori alle persone senza tetto. Allora, intanto bisogna dire che qua a Oderzo ci sono dei senza tetto, dormono sotto i ponti, dormono in posti che nessuno sa, non li vedete perché di notte fanno i senza tetto, di giorno sono persone normali in mezzo a voi, vestite come voi, quindi non ve ne rendete conto, però ci sono. E lui aveva messo fuori un cartello dove diceva che è senza tetto, chi si presentavano lì e avevano fame, lui il kebab glielo dava gratis. Ora io non gliel'ho mai chiesto, però anche l'ultima volta che abbiamo fatto l'intervista, dopo l'intervista mi ha detto dai ti offro io, no, io te lo pago perché io posso pagartelo, non è un problema, ok? E allora lui un po' mi ha fatto uno sconto su una birra perché va bene, okay, così, però io no, su quella non ho detto di no. Ecco, questa è la storia qui da Oderzo, ovviamente ci saranno degli sviluppi. Cristian, se hai delle domande, se no restituisco la linea. Lucio, ti ringrazio e ringrazio il tuo ospite, cosa vuole dire velocemente? Ecco, sentiamo l'ultima battuta. Velocemente. L'ultima battuta, mi scuso perché non ho la mascherina, un po' perché di fretta sono uscito e ero in bicicletta, poi siamo all'aperto, quindi ho una mia filosofia in merito. Mi scuso per tutti quelli che pensano che io magari non mettendola su stia mancando di rispetto al vostro giornalista. Grazie, vi saluto e vi ringrazio. Potremmo aprire un dibattito, però diciamo che la cronaca adesso ci impone di correre. Grazie a Lucio Zanato e grazie al tuo ospite, ovviamente nel corso di questa diretta e soprattutto nel telegiornale di questa sera torneremo su questa vicenda che sta facendo il giro d'Italia, perché di fatto il motivo scatenante è stata questa multa per la mancanza del Green Pass, un fatto di cronaca che arriva in un momento molto particolare anche del dibattito politico. In tanti adesso stanno chiedendo di togliere il Green Pass, la certificazione verde, di fronte anche ai numeri della pandemia. Sarà probabilmente il terreno di scontro politico dei prossimi giorni. Ma vorrei chiedere un'opinione su quello che ha sentito e su questa vicenda al sindaco di Resana Bosa. Sindaco, che cosa si sente di dire di fronte a un gesto così estremo ed esasperato?
si spiace perché si capisce che c'è un dramma personale in questo caso, della persona che è in difficoltà, probabilmente da solo, il fatto di essere slegato dalla società, probabilmente si è trovato in difficoltà. Purtroppo sì, il vostro ospite prima intervistato ha detto sì, bastava parlarne prima. Però non sempre è facile intercettare queste situazioni di disagio. Sì, sono situazioni di disagio che è difficile da volte anche intercettare. Ad esempio nel mio comune magari siamo anche in pochi, riusciamo anche un po' a conoscerci tutti, magari io Derzo è già un po' più grande, ha qualche difficoltà in più, sicuramente sono persone magari che hanno avuto un passato difficile, che magari cercano anche di superarlo, di rientrare nella normalità, essere integrati nella società, ma non è facile. In questo caso anche uno straniero che probabilmente si aggiungono difficoltà alle difficoltà del momento. Ecco, dicevo, questo fatto si inserisce all'interno adesso di un dibattito politico e su questo stiamo interrogando, o meglio, vogliamo sentire anche la vostra opinione. Questo il sondaggio che lancio adesso, il cui esito come sempre sarà reso noto poi domani sera nel corso di Ring. Non so se possiamo, chiedo alla regia, mandare la grafica del sondaggio. Chiediamo a tutti voi se sia giusto o sbagliato togliere il Green Pass, quindi la domanda è diretta: eliminare il Green Pass sì o no? Sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no, non è giusto eliminare il Green Pass, quindi tenere la situazione attuale anche a scopo cautelativo 0422 1626 690. Lei sindaco che cosa risponderebbe? Beh, eliminare il Green Pass sì, ma non adesso, ancora presto. Secondo me deve essere, è stato inserito come forma di convincimento per chi aveva deciso in qualche maniera di non vaccinarsi. Se dobbiamo raggiungere l'obiettivo, teniamo duro, come suol dire, per altri. Mi sembra che comunque scada fra fine marzo, se non sbaglio. Certo. Quindi c'è la possibilità di andare avanti così, almeno per convincere quei pochi che non sono ancora vaccinati. L'appello, come sempre, di vaccinarsi, e il Green Pass può servire a questo, quindi va mantenuto. Spero meno tempo possibile, però non ho i dati effettivi. Lei dice abbiamo fatto 30, facciamo 31, ecco, e quindi teniamo ancora la linea. Pierpaolo Longo, Asso Nuoto, vorrei il punto di vista di un imprenditore in una giornata così particolare proprio per le piscine. Secondo lei il Green Pass va tolto? Longo. Buongiorno a tutti intanto. Devo dire che il Green Pass è stato lo strumento che ci ha permesso di rimanere aperti anche in una situazione dove i dati pandemici erano drammaticamente alti, e quindi ci ha concesso questa possibilità di continuare a esprimere le nostre attività e comunque a permettere anche in relazione al disagio sociale che leggiamo sulla cronaca di tutti i giorni, di ripermettere a quelle fasce adolescenziali e ragazzi di trovare un momento di confronto e di unione che magari anche a scuola avevano perso con la famigerata DAD. I dati pandemici e la pandemia stessa non ha ancora un'espressione di certezza, per cui sono d'accordo col sindaco, forse è prematuro adesso parlare di togliere uno strumento che ci ha permesso di arrivare ad oggi. Aspettiamo, giusto, facciamo questo famoso ultimo miglio, vediamo se si come si può dire, consolida la situazione, chi ha l'esperienza e la competenza di determinare la decisione poi ci permetterà di toglierlo o mantenerlo. Senza ombra di dubbio non stiamo parlando di tempi ancora troppo lunghi, questo me lo auguro, ma per tornare a quella normalità che tutti noi agogniamo. Io occupo un settore che è quello dello sport, che è inclusivo, per cui è un colpo al cuore molte volte doversi trovare nella situazione di dover non consentire l'accesso alla struttura
a chi non è in possesso di questa certificazione, ed è molto difficile, ve lo dico veramente, parlando tutti i giorni con i nostri utenti, i ragazzi e via discorrendo. Noi, pensate, siamo stati tra i primi il 6 di agosto ad accedere alle nostre strutture con l'obbligo di Green Pass, e abbiamo già parlato proprio anche con voi di quanto è stato difficile anche nei confronti verbali gestire questa situazione, ma nonostante ciò abbiamo visto che per fortuna le persone sono consapevoli e hanno spigliatezza, hanno compreso il perché di questa soluzione, che, torno a dire, si è rivelata risolutiva rispetto al dramma che non più di un anno fa abbiamo vissuto tutti quanti. Ecco Longo, vediamo insieme proprio i dati di giornata diffusi poco fa dalla Regione del Veneto con Azienda Zero. Nelle ultime 24 ore, vi mostro, sono stati 7.470 i nuovi casi di positività, questo a livello regionale, 1.486 a Verona, 1.455 a Treviso, 1.380 a Padova, numeri che comunque continuano a essere elevati. Certo, non ci troviamo di fronte alle cifre di 3 settimane fa, quando ormai veleggiavamo sopra i 20-25 mila casi quotidiani. Come sempre però il dato cartina di tornasole è quello che arriva dagli ospedali e dai ricoveri, che sono comunque ancora alti, 1710 in area non critica, 162 le terapie intensive, quindi il dato delle ospedalizzazioni sta decrescendo, ma in maniera molto graduale. Questo quindi è il quadro epidemiologico, quindi voi dite sia Bosa che Longo che insomma forse serve ancora un po' di cautela, l'obiettivo comune deve essere quello di arrivare all'eliminazione del Green Pass, ma forse non subito. E che lo dica Longo è abbastanza importante, nel senso che quella di oggi per le piscine è una giornata difficile, è una giornata di protesta, stanno protestando praticamente tutte, perché? Perché ovviamente parliamo di impianti che sono stati in qualche modo penalizzati dalla pandemia prima, dal caro bolletta ora, proprio con Longo poche settimane fa abbiamo mostrato una bolletta record. Longo, perché protestate? Sì, l'abbiamo vista proprio qualche settimana fa, appunto col quintuplicarsi della bolletta del gas. Aggiorno il dato su quello dell'energia, in cui noi abbiamo rilevato un aumento del 312,5%. Vi parla una struttura che è addirittura dotata di pannelli fotovoltaici, per cui per noi è stato un costo molto alto, ma tutto sommato rispetto a altre strutture e altre realtà contenuto grazie all'energia che riusciamo a ricavare in maniera naturale. È l'epilogo di un esito disastroso, nel senso abbiamo superato la chiusura, la contingentazione, adesso ci troviamo a far fronte a costi che non siamo in grado di compensare, perché le utenze purtroppo, inteso gli accessi, sono in drastica riduzione, questo dovuto un po' alla questione degli isolamenti e via discorrendo, alle positività che ancora ci sono. I nostri sono ambienti assolutamente sicuri e controllati, per cui proprio tramite il controllo della certificazione verde avevamo persone che potevano accedere alle nostre strutture, però strutture che fanno 500, 600, 700 persone al giorno attualmente vivono con 100, 150, 200 accessi al giorno. Potete capire che una riduzione oltre il 70% di questi flussi di ricavi non permettono di compensare costi così elevati. Le amministrazioni ci sono al fianco, la stessa Regione Veneto e ANCI, io torno a dire, sono sempre state coese con noi. Purtroppo il problema è istituzionale, romano e europeo. Certo. La situazione è trasversale a livello internazionale, colpisce settori su tutti i versanti. Purtroppo noi, che siamo gli ultimi della catena, ci troviamo a non avere una tutela così importante che ci permetta anche una contributistica nazionale. Adesso sono stati stanziati 30 milioni di euro a livello nazionale
sappiamo che solo per le piscine nella regione Veneto avremmo bisogno di 9 milioni, per cui capite che... E poi dopo, Longo, su questo ci ritorniamo perché ci collegheremo da Treviso, proprio con il natatorium di Treviso. Io rimostro, l'avevamo mostrata già alcune settimane fa, la bolletta che le è arrivata, per dare forma e sostanza a quello che stiamo dicendo. Allora, la bolletta relativa al mese di dicembre 2019 era di 6.239 euro. Un attimo che allargo così vedete tutti da casa, 6.236,14 per l'esattezza. La bolletta che le è stata recapitata poco tempo fa, a fine gennaio, è di 25.350,50, quindi praticamente è quadruplicata, con un consumo, se vogliamo fare i pignoli, praticamente uguale. Quindi parliamo di questo ordine di grandezze. Sindaco Bosa, questo è un tema cruciale. Poi i comuni devono fare i conti con l'impiantistica sportiva, con il disagio delle famiglie e delle imprese, ma anche con i conti interni al comune, perché anche i municipi devono riscaldarsi, anche le scuole. Sì, io ho già fatto una proiezione che se i dati visti con la fatturazione di gennaio, quindi utenze parlo elettriche, gas, riscaldamento, saranno confermati per i 12 mesi, c'è un rischio del mio comune che ci mancano 200 euro per l'illuminazione pubblica, per le palestre, per i stabili comunali, quindi scuole, palestre, municipio, biblioteca. Ci mancheranno questi soldi, adesso non lo so cosa succederà nei prossimi mesi. Io spero veramente che siamo arrivati al picco dell'aumento dei costi di energia, però dubito che sarà un calo immediato, quindi sarà un problema grosso per i comuni. Poi tornando alle piscine, un po' ho seguito il caso anche per lavoro, vedo che quello che succede nelle piscine, nelle palestre, cos'è? Che l'aumento del costo energia comunque sono costi per loro che non sono costi variabili, quindi collegati all'utenza. In questo caso sono gran parte costi fissi, quindi cosa significa? Che anche se non entrano persone, il costo di energia e il costo di riscaldamento comunque c'è. Quindi immagina la piscina, non è che può sospendere l'attività, chiudo, svuoto la piscina, perché non funziona così. L'impianto va comunque mantenuto, va alimentato, e quindi ecco che la situazione è veramente, piace dirlo, però drammatica per i gestori dei impianti sportivi in questo caso. Nel nostro comune non abbiamo piscine, però abbiamo palestre, impianti sportivi. Cosa abbiamo fatto? Ancora a fine anno abbiamo cercato di dare una mano con i contributi a associazioni più che altro che non lo fanno per sviluppo, ma chiaramente associazioni sportive, dilettantistiche, società che fanno quasi un'attività sociale più che imprenditoriale. Abbiamo cercato di aiutarli proprio perché per noi l'attività sportiva è fondamentale per poter far crescere la società, e di questi periodi direi che è fondamentale ancora di più, perché stiamo partendo un biennio a questo punto di dramma sanitario. Se vogliamo guardare avanti alla salute dei giovani, forse l'investimento maggiore deve fare oltre alla sanità in sé, anche nelle attività sportive dedicate ai giovani, quindi facciamo crescere i giovani più possibile nella salute, quindi con lo sport. Diciamo che è veramente tutto collegato in questa fase. Finita un'emergenza, forse si spera, quasi, non si sa, quella pandemica, comincia questa dei costi in bolletta che riguarda davvero tutti, un'altra emergenza trasversale per certi versi. Senta Sindaco, prima mi è sfuggito il dato relativo al suo comune, di quanto stiamo parlando? Quindi questi aumenti prospettati per il comune di Resana? Potrebbe essere attorno ai 200.000 euro. 200.000 euro, quindi di spese correnti. In più rispetto al normale, che più o meno è il doppio, perché stiamo guardando, stanno raddoppiando le tariffe, quindi siamo nei consumi, la tendenza è quello che stiano raddoppiando i costi delle tariffe e della energia elettrica e gas, quindi sono importanti.
Certo. E allo stesso tempo, tra l'altro, si pone il problema per i comuni, ne avevo parlato con alcuni suoi colleghi anche alcuni giorni fa, di aiutare poi le famiglie. È vero che ci sono le misure del governo e quant'altro, però forse non bastano, si porrà anche questo tema sociale. Sì, la spesa sociale già è aumentata parecchio negli ultimi 2 anni, perché chiaramente gli interventi sono stati fatti, sono stati massicci. Adesso si aggiunge la spesa per gli utenti, andiamo veramente a rischio default, scusate il termine, ma non vorrei spaventare nessuno, però se non c'è un intervento statale di contribuzione, di copertura di questi costi, che ripeto sono anche costi fissi, perché non è che possiamo spegnere l'illuminazione pubblica o chiudere le scuole. Certo. Sono costi importanti. E una compensazione dovrà arrivare. Finora il governo ha messo sul tavolo delle risorse, ma insomma in tanti hanno detto che non possono bastare, insomma, e che dovranno esserci ulteriori manovre. Lo ha preannunciato anche lo stesso Premier Draghi, però appunto la vicenda è veramente complessa anche dal punto di vista economico, perché rischia di innescare un effetto domino davvero devastante. Allora, io vi chiedo di rimanere collegati, Romina ovviamente resta con me, perché subito dopo la pubblicità apriamo la pagina davvero tragica della sicurezza stradale, perché è stata una settimana davvero terribile. A fra poco. Di nuovo in diretta vi do un aggiornamento che arriva da Vicenza, dove un giovane di 22 anni di Padova è ricoverato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita all'ospedale del capoluogo berico, dopo essere stato colpito con almeno una coltellata al torace intorno alle 6 di questa mattina nel piazzale della zona fiera di Vicenza Ovest, a pochi metri da un noto locale di lap dance. Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto, su cui sta svolgendo indagini la Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, 2 gruppi di giovani sarebbero usciti dal locale e all'esterno ci sarebbe stata una discussione che poi è degradata, stando ai primi riscontri anche a causa dell'abuso di alcol, e forse questa discussione era nata qualche ora prima. Secondo quanto riferito dalla vittima, gli assalitori, uno di loro armato di coltello, sarebbero dei soldati americani, anche se su questo aspetto si stanno svolgendo approfondimenti investigativi anche grazie ai carabinieri della SETAF, che come sapete sono operativi proprio a Vicenza. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del 22enne. E poi appunto c'è il dramma di questa mattina di Legnaro, ve lo abbiamo dato in apertura, ma ci sono ulteriori aggiornamenti. Diciamo che c'è una conferma, ve la do immediatamente. La conferma riguarda l'impianto, diciamo così, di indagine, perché si sta indagando per il reato di incauto affidamento, una violazione del codice della strada che punisce chi affida la macchina a persone minorenni o senza patente. L'auto con cui appunto il ragazzo di 17 anni si è scontrato questa mattina alle 4:30 sulla statale appunto piovese era di proprietà dei genitori dello stesso giovane, che però l'avevano affidata per la notte a uno dei suoi amici che è maggiorenne. Al momento dell'incidente però il 17enne era da solo al volante, quindi il quadro si sta in qualche modo delineando di ora in ora, però si tratta di una vicenda davvero paradossale, Romina Ceccato, la conoscete tutti, è presidente dell'associazione Alba, Luci sulla buona strada, associazione di sicurezza, sulla sicurezza stradale, per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, ed è la mamma di Riccardo Laugeni. Ve l'abbiamo presentata tante volte, spesso nostra ospite. Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli morti nel luglio del 2019 nella zona di Jesolo, dopo essere stati speronati da un pirata della strada. Di fronte a questa ennesima tragedia, anche paradossale per certi versi, qual è la sua reazione, Romina? Allora, logicamente
questa è una dinamica un po' particolare. Fa male perché in fin dei conti è sempre un giovane, un ragazzo che se ne va, e quindi come mamma lo capisco. Non comprendo, e chiedo scusa magari, il fatto magari anche in buona fede che abbiano questi genitori dato la macchina a questo amico, perché essendo maggiorenne, nel poter uscire o a divertirsi normalmente. Si sa che poi può essere anche che il ragazzo abbia preso da solo la macchina o che le altre. Queste cose non devono accadere, ma non mi sento di dare colpa, è una colpa un po' particolare questa, è un dolore un po' forte. Io dico solo che magari questi genitori potevano un attimino accompagnare, l'abbiamo fatto tante volte anche noi, portare i nostri figli, aspettare, chiamarli, visto che per TV vediamo tante stragi. Io se fossi stata in loro mi sarei svegliata, avrei portato mio figlio e sarei andata a riprendere. Adesso vediamo, è tutto in evoluzione, vediamo cosa verrà in qualche modo stabilito nel corso delle prossime ore. Lei ieri, Romina, l'abbiamo seguita, abbiamo documentato questo incontro, ha incontrato i genitori di Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due ragazze che esattamente una settimana fa hanno perso la vita sulla A28 all'altezza di Chions, quindi in Friuli Venezia Giulia. La dinamica ormai la conosciamo tutti, queste ragazze che viaggiavano all'interno della loro auto, con loro c'erano anche le due figliolette di Sara, e sono state in qualche modo travolte da questo pirata della strada che poi si è dato alla fuga. È stato rintracciato un imprenditore sessantenne che poi è stato affidato agli arresti domiciliari con una pronuncia del GIP di Pordenone che ha fatto infuriare tanti. Questa sera a Conegliano dalle 18, e la seguiremo, ci sarà una grande fiaccolata dedicata alla memoria delle due ragazze. Le figlie di Sara stanno meglio e ieri ce lo ha confermato il nonno e papà di Sara, Luca Rizzotto. Vedete le immagini. Lei ieri li ha incontrati, ha voluto in qualche modo incontrarli e loro hanno voluto incontrare lei, Romina. Cosa vi siete detti? Non c'è stato un dialogo, perché c'era una disperazione dentro pazzesca. C'è stato un forte abbraccio senza parole al primo momento, perché non puoi, non sai neanche che cosa dire dall'altra parte, perché tu l'hai provato e quindi magari un po' capisci il dolore che sta provando quella mamma. La disperazione è grande, è enorme, ma fa ancora più rabbia e aumenta questa disperazione, come dico e come ho fatto e come sta succedendo anche a noi, il fatto di queste leggi, di rimettere in libertà queste persone che commettono questi reati. Come diceva il sindaco ieri e come lo dico sempre anch'io, in mano abbiamo un'arma è la macchina. La macchina, quest'arma può essere messa e fare danni in qualsiasi modo. Faccio un esempio banale, perché magari non sono esperta. È come avere una pistola, metti dentro la palottola e aspetti. La macchina è uguale, perché se bevo salgo in macchina, se corro salgo in macchina. Non ho più il controllo di quell'arma che ho in mano. Ed ecco qua, provoco questo incidente. Quello che noi ieri, dopo con la mamma e i familiari un po', sono riuscita un po' a calmarli, perché la rabbia è molta e adesso loro chiedono giustizia.
E io lo sto chiedendo da quasi 3 anni, giustizia. Perché ricordiamo il pirata della strada che travolse suo figlio, adesso si trova agli arresti domiciliari, tra l'altro vicino a casa sua. Proprio dove ci sono le vittime, perché io, come ho detto ieri, le vittime non sono solo i ragazzi o le persone che mancano, che non ci sono più, ma le vittime siamo noi, siamo quelli che rimaniamo, quelli che dobbiamo andare a salutare i nostri cari in cimitero, e trovarti queste persone già principalmente libere dopo aver commesso delle cose inaccettabile, perché un incidente in quella maniera vuol dire strappare, uccidere, non rispettare la vita degli altri, e trovartelo a casa, comprendo la rabbia Lei che se l'è avevano. trovato davanti? Sì. E ne abbiamo parlato diverse volte, non ci ritorniamo, però appunto possiamo ben immaginare quella che può essere la reazione di una madre e la rabbia di questi giorni appunto dei genitori di Sara e Jessica. Doveva essere con noi anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies, ma ha avuto un impegno improvviso, ma appunto ribadisce questa sera tutta la comunità di Conegliano si stringerà attorno a queste famiglie. Si parte alle 18 da via 20 settembre, poi si arriverà in piazza Cima. Sarà un corteo, una fiaccolata molto dignitosa, rispettosa, per chiedere anche giustizia. Tra l'altro proprio ieri, mentre eravamo io e lei, perché poi abbiamo documentato questo incontro a Conegliano, siamo stati raggiunti dalla notizia di un incidente analogo nella zona di Trieste, dove a perdere la vita è stata una donna di 56 anni di San Biagio di Callalta. Anche qui c'entra un pirata della strada, un uomo che viaggiava contromano in autostrada e che poi ha tentato di darsi alla fuga. Questa è la cronaca di Nicola Zanetti. La corsa folle contromano e poi lo schianto. Parashiva Utu, 56enne romena residente a San Biagio di Callalta, non ha forse avuto il tempo di capire cosa stesse accadendo. Si è vista venire addosso un proiettile, poi lo scontro e la sua auto che ha preso fuoco, diventando una trappola infernale. La tragedia stamane allo svincolo autostradale tra Monfalcone Est e Duino, direzione Trieste, poco dopo le 9. A causare lo schianto un 49enne sloveno di Capodistria che ha percorso la carreggiata est in direzione Trieste contromano per cause ancora da accertare dopo aver imboccato la strada a Fernetti. L'auto viaggiava ad alta velocità e il conducente ha finito la sua folle corsa impattando violentemente contro il veicolo della 56enne che procedeva nella corsia di sorpasso nella giusta direzione. Lo schianto e poi le fiamme, scena terribile. La donna è morta carbonizzata, l'uomo è sceso dall'auto dandosi alla fuga a piedi in uno stato confusionale. La sua corsa però ha avuto vita breve. Il responsabile dell'incidente è stato intercettato dalla polizia stradale, portato in ospedale e successivamente arrestato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l'elisoccorso, il 118, il personale di Autovie Venete. Per la 56enne nulla da fare. Alle 9.45 è stato chiuso il tratto tra Monfalcone Est e Duino e lo svincolo di Monfalcone. Code e disagi per permettere i rilievi di un incidente assurdo. Dopo il dramma della 28 e la fine di Jessica e Sara uccise dal pirata della strada, la tragedia di una vita spezzata dall'ennesimo atto di follia alla guida. Ecco, una tragedia anche questa, assurda. Tutte le tragedie per certi versi sono uguali, ma alcune sono più assurde di altre. Tra l'altro Paola Utu, così era conosciuta anche a San Biagio, era molto integrata, lavorava alla De Longhi e stava ritornando a casa dal compagno, si sarebbe dovuta sposare a breve, quindi una vita interrotta, l'ennesima vita interrotta in una maniera che lascia senza parole. Sindaco Bosa, torno da lei. Io l'ho chiamato oggi prevalentemente per questo, perché lei è un primo cittadino, un sindaco che da sempre è in prima linea per la sicurezza stradale. In questi anni è stato autore di alcune campagne shock volte proprio alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale. Abbiamo anche le immagini fuori dal municipio di Resana da tempo. Ci sono delle auto, questa forse era l'auto del 2019, poi ne avete messe altre
2021, proprio davanti al municipio. Perché questa scelta, Sindaco? Perché immagini shock, così frasi shock fanno meno male di eventi shock. Come abbiamo sentito prima, basta non male, ancora di più. Cioè, come diceva prima la signora Romina, abbiamo in mano delle pistole, quindi uno può decidere, scusate la durezza dei termini, può decidere di suicidarsi con l'auto, tutto fanno con la pistola, però non può uccidere qualcun altro in strada. Ed ecco il motivo per cui anche queste campagne che noi abbiamo fatto, in questo senso per i ragazzi, che sono rivolti in particolare ai giovani, avete in mano un mezzo che è molto ma molto pericoloso, quindi rispettare i limiti di velocità, rispettare la segnaletica stradale, non utilizzare il telefono cellulare, che purtroppo la maggior parte degli incidenti che avvengono sono dati dalla distrazione. Quindi in particolare i giovani, ma un po' tutti, siamo portati a guardare il messaggino nel telefono o rispondere al telefono quando siamo in auto. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo in mano una pistola e possiamo uccidere le persone. Questo è il problema. Quindi noi abbiamo deciso già da anni di fare queste campagne. Qualcuno si è anche un po' scandalizzato, ha detto ma sono troppo forti, vanno a valutare la sensibilità. Beh, andate nelle case di chi ha perso un figlio, capite cosa sono le immagini forti, i drammi che veramente ci sono. Quindi preferiamo queste immagini ad incidenti veri e propri, quindi andiamo a cercare di sensibilizzare. Noi abbiamo anche la fortuna e sfortuna di avere un municipio che si trova di fronte a una strada regionale che ha 30.000 mezzi che passano ogni giorno, quindi la visibilità è tanta, è elevata di questi messaggi che lanciamo, quindi abbiamo deciso di farlo, abbiamo fatto anche degli incontri anche in collaborazione con l'associazione italiana. Certo. Perché c'è da dire anche questo, Sindaco, non c'è solo la campagna shock che per esempio avevamo raccontato all'inizio del 2020 all'esterno dell'Odissea di Spresiano, era stata presentata dai sindaci della Marca con il presidente Zaia, con il sindacato dei locali da ballo e così via. Lei accompagna queste campagne shock anche una reale opera di sensibilizzazione nelle scuole tra la popolazione, questo è il punto. Assolutamente sì, cioè, chiaramente lo facciamo con i piccoli delle scuole medie, un po' di educazione stradale, che però è un po' propedeutica, quella che è poi l'educazione vera e propria, come fatta anche quando abbiamo fatto con le scuole guida, ma ad esempio delle serate in cui abbiamo invitato le forze dell'ordine e anche i responsabili, le associazioni familiari vittime della strada, quindi genitori che purtroppo hanno subito il dramma, di parlare a questi ragazzi, quindi cercare di spiegarli, di incentivarli ad essere studenti. Ecco, conoscendo poi Romina, vedo che annuisce e vedo che insomma questa è la strada giusta. Sì, l'ho detto ieri e lo ribadisco ancora e continuerò a ribadirlo sempre. L'aiuto, questa cosa che sta facendo il sindaco è una cosa che io spero che altre istituzioni, altre amministrazioni siano in diretta e che stiano guardando questa cosa. Perché noi associazioni sì, possiamo aiutare, possiamo andare avanti, ma abbiamo sempre qualche piccolo ostacolo, non è una possibilità, non abbiamo sempre un campo, una porta aperta, ci stanno quelli che ci aiutano per carità, ma se parte principalmente da voi e noi ci aggreghiamo è un messaggio totalmente diverso, è una cosa totalmente diversa. Io ammiro queste cose perché, come ha detto il sindaco, voi non potete immaginare che cosa prova. Non è l'immagine di vedere la foto della macchina distrutta dove c'era dentro tuo figlio, ma è il vuoto che trovi a casa, è quello che hai dentro che non hai più niente. Allora, io spero che, sindaco, le faccio un appello, contatti qualche altra istituzione, io sono a disposizione. Per la prima volta mi viene da piangere che di solito io non lo faccio. Però ci sono anche altri comuni che fanno iniziative del genere. Quindi No, io ho detto, attenzione, io ho detto che ci sono, non ho detto che no. Però dico sempre che è come quando il pastore porta
a mangiare il suo gregge. Se non c'è un pastore e accanto poi ci può essere un'associazione, ma se il pastore non sa guidare il suo gregge bene o non aiuta a rimanere compatto insieme al cane che lo supporta, certo, non si arriva da nessuna parte. Servono azioni coordinate. Diciamo che in questi mesi abbiamo raccontato anche diverse altre iniziative. A volte forse manca un'ottica complessiva, questo è un aspetto. L'altro aspetto, Sindaco, mi corregga se sbaglio, è quello proprio delle infrastrutture stradali, quindi la sensibilizzazione è un lato, l'altro è quello delle infrastrutture, e qui i comuni possono fino a un certo punto, perché il tema è sempre quello delle risorse. Anche qui come possiamo uscire da questo circolo vizioso? Beh, chiaramente sulle infrastrutture, per la messa in sicurezza delle strade non è facile perché servono tante risorse, però qualche passo in avanti è stato fatto nella nostra provincia. Io vedo negli ultimi anni diversi interventi anche in collaborazione tra comuni, provincia e anche regioni, quindi parlo in particolare della sistemazione di certi incroci pericolosi, di certe strade ancora pericolose, con la realizzazione di rotatorie. Ne stiamo completando una anche noi qui di fronte alla zona industriale, quindi grazie al contributo della provincia, altre ne stiamo pensando grazie al contributo della regione, quindi chiaro che i comuni non hanno le risorse proprie per poter far fronte a tutto, però diciamo alcuni interventi in collaborazione tra più enti si possono fare. Diciamo che il fattore culturale poi fa la differenza, diciamo così, il fattore culturale / educativo. E qui vorrei una battuta flash da Pierpaolo Longo, perché sì, imprenditore di piscina, ma nelle piscine arrivano tanti giovani, la sensibilizzazione si fa a 360 gradi, o no, Longo? Ma esattamente, è un combinato disposto tra quello che accennava in premessa la signora Romina e quello che concludeva il sindaco. Il primo dato deve essere quello della consapevolezza, cioè la spiegazione della regola e come la regola vada poi percorsa. La comprensione di che tipo di arma abbiamo tra le mani e poi una certezza di quella che è la norma e l'inasprimento della pena, perché se effettivamente la pena non lo sarà mai comparabile al grande dolore che una madre può provare, e ce l'ha ben descritto la signora Romina, però una pena che sia chiara e che non abbia delle agevolazioni o tutta una serie di condonanti che la diminuiscano, sicuramente fa rendere una consapevolezza in particolare al giovane molto diversa. Ci sono poi anche tutta una serie di categorie molto pericolose a cui non possiamo tacere, e forse unendo queste due cose, io l'ho visto nel nostro piccolo sistema dove sono cambiate le regole 2 anni fa di punto in bianco, educando bene il giovane al rispetto di quello che è una traiettoria, un vincolo, un divieto, controbilanciando il fatto che se no non ci entri più in questa struttura, ma non ci entri proprio più, allora la consapevolezza si unisce. Adesso, paragonandola poi al dramma di quello che è il tema che state trattando, secondo me la riflessione è opportuna. Io rilancerei, oltre all'istituzione che rappresenta il sindaco, anche la scuola secondo me ha un ruolo principale ed educativo, partendo poi dalla famiglia che dà le prime basi. Sono le leggi. Romina, lei dice sono le leggi. Io parlo, do ragione pienamente a quello che ha appena detto adesso l'imprenditore, però io parlo perché appunto ci sono dentro con processo e tutto quanto, ma se io ammazzo, se quella parte di cui i ragazzi sono, anche le ragazze, corrette, composte, io uccido perché ho bevuto, perché ho corso, perché ho fatto tutto quanto, e mi ritrovo con le nostre bellissime leggi dove ti viene concesso il rito abbreviato, dove puoi ricorrere in appello, dove puoi ricorrere in Cassazione. Tu ammazzi e poi metti agli arresti domiciliari. No, io dico, le leggi vanno cambiate.
sensibilizzazione. O vanno applicate, perché vanno applicate. Adesso quelle la legge giuste, sull'omicidio stradale c'è per certi versi. È diversa, è giusta, perché prima non c'era, adesso c'è. Allora, hai ammazzato? Bene, stai in carcere. Perché i messaggi che ultimamente si mandano, come ho spiegato e come mi ha dato ragione il sindaco prima, noi abbiamo un'arma, quindi io dico sparo, sto dentro 1 mese, 2, dopo vado a casa. Dopo riesco fra 4-5 anni che ho scontato la mia pena e risparo di nuovo. Questi sono messaggi che ultimamente stanno arrivando ai giovani e anche non, negativo. Allora, chiudo con il sindaco Bosa. Ecco, vorrei la sua opinione da amministratore politico, amministratore soprattutto, su questa pronuncia del GIP di Pordenone che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi, il 60enne pirata della strada che si trova appunto agli arresti domiciliari e non in carcere come vorrebbero, ovviamente comprensibilmente, i genitori e non solo delle 2 ragazze. Di fronte a queste pronunce la comunità solitamente si ribella e fa bene a ribellarsi. Sì, sono cose che fanno pensare, fa star male e metto nei panni i genitori familiari delle vittime. Veramente già sei nella disperazione e una cosa del genere ti fa finire la vita ancora prima. Difficile, poi dovrebbe conoscere tutte le sfaccettature di cosa c'è e cosa non c'è, però chiaramente il messaggio che passa è, come avete detto prima, sì, ho fatto un errore, ma posso essere perdonato, posso farlo un'altra volta? No, questa cosa no, non succede. La linea deve essere dura, diciamo. Assolutamente sì. Usiamo la frase fatta tolleranza zero, ma forse in questi casi, di fronte anche a queste escalation, perché da un punto di vista anche statistico, vedere in una settimana 2 tragedie del genere con dei pirati della strada, con delle persone che poi si danno la fuga anche in maniera rocambolesca, anche maldestra, perché ieri poi il soggetto si è dato alla fuga in autostrada, ma vabbè, comunque diciamo che se ne parlerà a lungo e speriamo si possa trarre un messaggio da tutto questo. Grazie davvero sindaco Bosa, sindaco di Resana. Grazie a lei per la sua testimonianza. Resta con noi Romina, perché poi lanciamo anche un appello finale in relazione alla manifestazione di questa sera. Resta anche Pierpaolo Longo, perché poi torniamo in una piscina con il nostro Lucio Zanato e però ovviamente c'è anche un po' di leggerezza. Fortunatamente ci sono delle eccellenze del territorio che si stanno facendo valere a livello internazionale. Vedo già collegato Francesco Manfio degli Alcuni, lo conoscete tutti, i suoi cartoni animati stanno facendo veramente il giro del mondo e fanno impazzire tanti bambini. Quindi Manfio, buongiorno, arrivo da lei subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, è rimasta con me Romina Ceccato, collegato ancora Pierpaolo Longo. Fra poco andremo al natatorium di Treviso con il nostro Lucio Zanato per la giornata di protesta delle piscine contro il caro bolletta prevalentemente, che sta veramente azzoppando tantissime attività. Però è anche giusto parlare di leggerezza, parlare di sogni, parlare di infanzia e parlare soprattutto di un'eccellenza del territorio veneto che si sta facendo onore a livello internazionale. Quindi buongiorno Francesco Manfio, fondatore degli Alcuni. Ciao, buona domenica. Allora, i vostri cartoni animati stanno facendo il giro del mondo, sono veramente una boccata di allegria per milioni di bambini e sono tutti prodotti made in Treviso sostanzialmente. Beh, sì, ci sono 2 aspetti che ci fanno molto piacere. Il primo è che sono prodotti in Italia e nei nostri studi in giro per l'Italia. Ovviamente la nostra sede principale è a Treviso, quindi è chiaro che
tutte le idee partono da qui. L'altro aspetto che ci fa molto piacere è che partono da storie italiane, dalla nostra storia, dalla nostra cultura. Adesso stiamo vedendo Vladi e Miro, che è questo nuovissimo cartone animato che è uscito su Rai Yo-Yo proprio qualche giorno fa e che sta avendo un grandissimo successo in Italia e nel mondo. Non voglio anticipare le tue domande, ma Vladi e Miro è ambientato completamente nelle Dolomiti del Veneto, in questo straordinario posto patrimonio dell'umanità. E questa non è una cosa da poco, perché parliamo di cartoni che poi saranno visti da milioni e milioni di bambini. Sì, hai ragione, nel senso che... E dai loro genitori. Beh, certo. Le produzioni di Gruppo Alcuni stanno andando veramente bene in tutto il mondo. Insomma, siamo una realtà, è un po' difficile definirci piccola, diciamo media, che però riesce ad essere presente in tutto il mondo. Abbiamo raggiunto qualche giorno fa i 135 paesi nel mondo in cui i nostri cartoni animati, Vladimiro, i mini cuccioli, Leonardo anche e soprattutto, stanno piacendo tantissimo ai bambini. L'altro aspetto, e alle loro famiglie, come dicevi giustamente tu, l'altro aspetto importante è che non siamo nella fascia bassa degli ascolti, ma in molti paesi siamo fra i cartoni animati più visti e più amati dai bambini. Insomma, Leo da Vinci, che è una storia italiana, assolutamente italiana, questo grande genio che tutto il mondo ci invidia, sta avendo un successo veramente planetario. I dati che so della Germania, un paese qua vicino a noi, ci danno come Leo da Vinci il cartone più amato dai bambini tedeschi dagli 8 ai 12 anni, cosa che ovviamente ci fa uno straordinario piacere. Anche perché, se non sbaglio, anche in questo cartone si parla veneto, comunque l'ambientazione è veneta, soprattutto Venezia, se non sbaglio. Sì, allora, di Leonardo è molto interessante perché la prima serie Leo viveva le avventure completamente, di 52 episodi tutti a Firenze. In questa seconda serie invece abbiamo pensato che fosse bello, interessante, divertente e soprattutto culturalmente piacevole per i nostri telespettatori, fargli fare un viaggio che lo condurrà a Venezia a vivere un'avventura tra l'altro collegata al milione di Marco Polo, perché Lorenzo il Magnifico trova un manoscritto scritto da Marco Polo assieme a Rustichello da Pisa, in cui si parla di un diamante, anzi di un rubino enorme, e il buon Lorenzo il Magnifico a chi poteva chiedere se non a Leo da Vinci e ai suoi amici di cercare di trovare traccia di questo rubino, e naturalmente l'avventura lo porterà a Venezia sulle tracce appunto del rubino di Marco Polo. Quindi due cartoni pazzeschi, uno ambientato sulle Dolomiti, Vladi e Miro, e poi appunto questo ambientato a Venezia, on plane del Veneto. Sì, assolutamente. La cosa bella di Vladi e Miro è che come si dice in gergo tecnico, un cartone slapstick, cioè senza parole, e abbiamo cercato in maniera divertente di rifare il verso ai grandi slapsticks americani, dove con delle battute geniali, non parlate ma solo raccontate e viste e visive, si faceva a ridere. È una sfida che nessuno ha mai colto, perché i cartoni animati hanno grande successo negli anni 50-60, poi era talmente difficile scriverli che nessuno si è più cimentato nei cartoon slapstick. Noi invece abbiamo accolto con Rai, che è sempre partner delle nostre sfide, e in questo caso con la Regione del Veneto, grazie al Port Fairs, una serie in cui non si parla, si cerca di divertire i ragazzi nel mondo. Ovviamente e qua parliamo di un orso, di un procione, è una storia molto divertente. Vedo che sei preparatissimo. Allora sì, ma la storia è molto semplice, come devono essere le serie slapstick. C'è un orso e un piccolo procione, anche lui un orsetto lavatore, che
che vanno in letargo, solo che l'orso russa in maniera impossibile da sopportare per il piccolo procione, e quindi deve trovare un modo o per svegliarlo o per fargli smettere di russare. E naturalmente potete immaginare quante gag possono nascere per cercare di svegliare questo orso che impedisce al nostro procione di svegliarsi. La cosa carina delle serie slapstick è che possono essere viste in tutto il mondo senza bisogno di doppiaggio. Credo che sia questo anche la chiave dello straordinario successo che stanno avendo Vladi e Miro, oltre al fatto di avere una grafica estremamente bella e accattivante. E oltre al fatto, appunto, ripetiamolo, di essere ambientato questo cartone nelle Dolomiti, e non è cosa da poco. Manfio, le faccio una domanda un po' canonica, ma per certi versi ci sta. Com'è cambiata la vostra attività con la pandemia, se è cambiata? Posso risponderti con molta tranquillità. Purtroppo sarei tentato di dire la televisione, i social sono diventati un posto di rifugio per i ragazzi, non solo per loro, data l'impossibilità di muoversi, e quindi questo ha aumentato in maniera esponenziale la fruizione televisiva, la fruizione delle piattaforme e così via. Non posso dire fortunatamente, perché è stato un periodo, spero che finisca presto, estremamente difficile, però per noi produttori di contenuti è chiaro che è stato un momento importante, perché sono aumentate in maniera fortissima le richieste di contenuti, e noi, occupandoci di contenuti, è chiaro che abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a farlo in un momento di grande difficoltà, perché anche noi non potevamo andare in ufficio, però grazie a una tecnologia molto avanzata di collegamento tra tutti i nostri tecnici, autori, sceneggiatori, artisti, che sono in Italia oggi più di 100, siamo riusciti a produrre ad un ritmo elevatissimo pur in un momento di grande difficoltà. L'altro aspetto è che credo che questo abbia permesso ad aziende come la nostra di avere uno spazio maggiore sul mercato internazionale, che fino a un po' di tempo fa, ovviamente, come sapete, era un po' appannaggio delle grandi major americane. Certo. Invece la richiesta di contenuti ha portato società come la nostra a potersi proporre e ad avere in molti paesi lo stesso successo delle major americane. E per una società di Treviso che guarda al Veneto, all'Italia e all'Europa come punto di riferimento per la propria storia, la propria cultura e per le idee da proporre, credo che sia stato un momento nella sfortuna per tutti. E diciamo che paradossalmente la pandemia, per la vostra tipologia di prodotto, ha in qualche modo accorciato le distanze e aumentato, come diceva, la richiesta di contenuti. Certo. Sì, come ti dicevo, c'è una grande richiesta di contenuti e bisogna averli in realtà, perché sai, la fortuna è essere anche al posto giusto, al momento giusto, ma avere anche i contenuti, perché essere presenti sul mercato ma non avere nulla da proporre non sarebbe stato assolutamente positivo. Per fortuna, ma prendendo con le pinze questo per fortuna, noi stavamo uscendo con Leonardo, con la prima serie, con Vladimiro e con i mini cuccioli. Insomma, tu non me l'hai chiesto, ma non possiamo non parlare dei mini cuccioli, che sono veramente il più grande successo che noi abbiamo. Non vorrei fare un torto ai bambini all'ascolto, parliamo giustamente dei mini cuccioli. No, perché sai, non parlare dei mini cuccioli mi dispiace un po', perché sono il nostro fiore all'occhiello, successo in tutto il mondo. Anche qui pochi sanno, ma collegando all'aspetto del Veneto, in realtà i mini cuccioli vivevano, perché adesso vanno a scuola, ma prima le loro avventure nel Parco degli Alberi Parlanti, che è il parco che noi come Gruppo Alcuni gestiamo a Treviso. Quindi in realtà i bambini, venendo a Treviso, possono conoscere il posto dove i mini cuccioli vivono le loro avventure. Adesso invece hanno cominciato ad andare a scuola, sono un po' più grandicelli, perché la cosa bella dei mini cuccioli è che seguono il crescere dei bambini che lo vedono e delle bambine. Quando un bambino aveva 3 anni ha visto le prime serie molto semplici, a 4 un po' più complesse, a 5 adesso, compiuti 6 anni, i nostri spettatori e telespettatori vanno a scuola con i mini cuccioli. Ma li volete portare alla maturità sostanzialmente, eh? Dimmi? Li volete portare alla maturità? Sì, sarà un po' difficile portare i mini cuccioli a giurisprudenza, ma ne parliamo fra 10 anni. Abbiamo tempo, anzi 8, abbiamo le elementari, anzi 13. Abbiamo le elementari, le medie e le superiori. C'è tutto il tempo per creare nuove soluzioni, diciamo.
Manfio, c'è tutto il tempo per escogitare nuove soluzioni da questo punto di vista. Guarda, i nostri autori stanno già pensando in mini cuccioli all'Ateneo Patavino. Ah, beh, non è male, quindi Dolomiti, Venezia, Padova, però magari non so, Ca' Foscari, Verona potrebbero... Allora potremmo fare una scuola itinerante fra le grandi università del Veneto, che sono una migliore dell'altra. Così non facciamo arrabbiare nessuno. Però ecco, Manfio, c'è un altro aspetto molto importante, lei prima lo ha accennato. Tutto questo porta a Treviso, adesso non entriamo nel merito, non voglio anticipare nulla, grandi produttori televisivi, grandi emittenti da tutto il mondo, quindi diciamo che la vostra attività a Treviso porta in città dei personaggi molto influenti che non transiterebbero per la città, quindi anche qui c'è un volano. Santo, Treviso è tanto una città bellissima, per cui chi viene a Treviso poi si innamora della città, e questo non è un aspetto marginale. È evidente che sia coproducendo molte delle nostre serie con grandi emittenti straniere, è chiaro che poi questi diventano nostri amici e hanno voglia di venirci a trovare. Non dico nulla di strano nel dire che Leo da Vinci è una coproduzione fra Gruppo Alcuni, che sono gli ideatori e i produttori della serie, ma con Rai, che è un nostro partner, dicevo prima, con la Regione del Veneto, ma anche con la televisione tedesca, che è una coproduttrice a tutti gli effetti di Leo da Vinci, e anzi nella nuova serie hanno talmente insistito che Leonardo arrivi in Germania, e quindi questa serie avrà anche Leo e i suoi amici andranno anche in Germania nella loro avventura. Ma Leo è coprodotto anche da una società francese ed è coprodotto da una società indiana, e quindi è chiaro che tutti questi amici vengono a trovarci, anche perché è un momento in cui i grandi mercati internazionali, Cannes, Berlino, Miami eccetera, non sono in presenza, cioè non possiamo volare in questi posti, e quindi o facciamo come stiamo facendo adesso tramite Skype, con qualche problema di fuso orario, perché sapete l'America non è esattamente il nostro fuso orario, certo. Oppure molti vengono a trovarci. Per dire, i mini cuccioli sono in onda anche su Al Jazeera, e quindi è chiaro che i nostri amici di Al Jazeera qualche volta vengono ai nostri uffici a vedere dove nascono questi beniamini dei bambini, in questo caso anche dei paesi arabi. Manfio, la ringrazio davvero per questo suo intervento, le auguro buon lavoro, e ovviamente ci tenga aggiornati su tutte le vostre evoluzioni e sugli step di questi mini cuccioli. Voglio capire insomma dove andranno e come cresceranno, insomma, perché è un esperimento molto molto interessante. Grazie a Francesco Manfio, fondatore degli Alcuni. Ciao, grazie mille, a presto. Arrivederci, a presto. Romina, ci vuole anche un po' di leggerezza, soprattutto in queste giornate un po' cariche. No, ma è bello. Io dico anche queste cose messe anche anche sulle nostre cose, associazione su questi libri, ma fa sorridere anche a noi, ho sorriso anch'io, e quindi è bello, perché altrimenti non vivi, non sopravvivi, e quindi ci dedichiamo anche a queste cose che sono un piccolo modo per aggrapparci, per tirare fuori un piccolo sorriso, anche se con fatica, ma bisogna sempre sorridere con forza e con volontà, e quindi sti mini cuccioli spero di sopravvivere, perché ho un'età anch'io, voglio vedere fino a dove arriveranno. No, mi ha messo una certa curiosità. Lei, Longo, li conosceva i mini cuccioli? Sì. Ma lui è il più giovane. Beh sì, chi non li conosce, poi ho due bellissimi nipoti e quindi siamo sintonizzati sempre sul canale. Il mio augurio è che non arrivino a giurisprudenza, ma che vedano tutto quello che è il mondo, insomma. O che si iscrivano a un'altra facoltà. Lei, se non sbaglio, tra l'altro ne sa qualcosa di giurisprudenza, no? Quindi, insomma, che facciano
le loro scelte, magari uno a giurisprudenza, uno a lettere, uno magari sì, ci sono tante cose insomma da fare. E tornando seri, però poi qui parliamo di cartoni animati, di film di animazione che comunque sono rivolti a un pubblico che può essere sensibilizzato anche sui temi di cui stiamo parlando. Infatti, è quello che le stavo dicendo prima. Parlare con questo signore o parlare con altre persone, cioè queste cose sembrano banali, sembrano futili, però molte volte, adesso è una stupidaggine, noi come associazione insieme a un'altra persona stiamo cercando di impostare un gioco che è la caccia al tesoro dei segnali. Cosa significa? Vogliamo coinvolgere gli alunni delle scuole elementari, perché? Perché in quel modo puoi coinvolgere i genitori perché sono minorenni e fargli fare una caccia a tesoro con i scout, perché con le varie altre attività, altre persone, e nello stesso tempo vorremmo regalargli un libretto e una tombola, il gioco dell'oca. Adesso scusa, ho sbagliato, il gioco dell'oca non fatto normale ma fatto con i segnali. Stiamo impostando questo. Un gioco dell'oca sulla sicurezza stradale. Gioco dell'oca sulla sicurezza stradale, perché come ho detto prima, impari, sì, c'è un dolore dentro, c'è un vuoto, però magari in questo modo un sorrisetto te lo strappi e un messaggio magari divertente, perché io ho notato una cosa molto importante stando anche assieme. Il bambino, dopo ogni età ha la sua fascia, però il bambino se vuole coinvolge e attira il genitore a fare questo gioco. Perché noi abbiamo impostato una caccia al tesoro? Perché il bambino coinvolge a dire alla mamma e al papà: dai, vieni, accompagnami perché mi va l'amico, mi va questo, ma nello stesso tempo è un modo che ti diverti, stai in compagnia, ma non è un modo pesante, noioso di passare un messaggio positivo. Il bambino attira di più dell'adulto. Il bambino ascolta di più dell'adulto e il bambino molte volte, io ho riscontrato parlando con alcuni ragazzi piccolini che hanno avuto degli incidenti con i propri genitori dove qualcuno è rimasto anche senza una mano, altre cose. Mi ricordo che un bambino mi ha risposto, quando sono andata a trovarlo, mi ha detto: lei è la mamma di uno dei 4 angeli. E io non capivo che cosa significava. E lui mi ha detto che la mamma sua in ospedale gli aveva fatto vedere per TV il funerale appunto dei ragazzi. E io gli ho chiesto a questo bambino che cosa gli era successo. Lui mi ha detto che il papà aveva bevuto, ha fatto un incidente per estrarlo. E lui ha detto che lo sgrida, quando va fuori lo sgrida. Quindi sì, il bambino, certo, noi lo sottovalutiamo, ma invece no. Invece ha una sensibilità particolare ed è il momento probabilmente anche di seminare determinati messaggi e determinati comportamenti. Allora, forse non riusciamo a collegarci con Lucio Zanato dal natatorium di Treviso, ma comunque questa sera vi racconteremo questa giornata di serrata per le piscine, perché è l'altro tema del giorno, sostanzialmente del giorno fino a un certo punto, perché è da tempo ovviamente che seguiamo o no lungo, seguiamo l'evoluzione della situazione nelle palestre, nelle piscine, in tutto il settore del fitness. Quindi lascio a lei l'ultima parola, l'ultimo, diciamo così, appello, immagino soprattutto al governo. Che cosa dovrebbe fare per consentirvi di tirare avanti? Beh, rappresentiamo un servizio pubblico a tutti gli effetti e ci occupiamo dell'educazione delle giovani generazioni. Come ben diceva Romina, ospite in studio, è da qui che comincia poi la struttura e la maturità del futuro che avremo domani. Grandi impianti come le piscine, le palestre e lo sport tutto non può morire come sta morendo in questi giorni. Il fallimento di grandi gruppi è ormai stato dichiarato, molti altri più piccoli purtroppo non arriveranno a giugno e a livello governativo questa deve essere una sensibilità assoluta. Io ricordo che già in Francia e in Inghilterra l'obbligatorietà del nuoto, per fare un esempio, è parificata all'obbligo scolastico
il che vuol dire che l'educazione fisica è fondamentale. Mi permetto l'ultimo accenno su cui stiamo lavorando, è lo sport come agenzia di salute. Io proprio ieri, stilavo i dati, €1 investito nello sport e nelle strutture come le nostre equivale a un risparmio della spesa pubblica in ambito sanitario di €5, per cui è un ragionamento anche sotto il profilo economico di assoluto rilievo. Certo. L'assurdità che purtroppo stiamo riscontrando in questi momenti, ma purtroppo anche in altre fasi della pandemia, hanno messo in luce la fragilità di un sistema, per cui l'appello è di prenderne consapevolezza, di dare sostanza e sostegno a queste strutture che, ricordiamo, non fanno lucro ma fanno un investimento sul futuro, sia dal punto di vista della salute delle categorie fragili, sia sull'evoluzione psicofisica e di competenze dei ragazzini più giovani. Noi iniziamo a toccare i nostri bimbi ai 3 mesi. Certo. Prego, Romina. E io concordo con lui pienamente, anche perché è un'altra cosa importante che dico. Dalle vittime si può uscire senza un braccio, senza una gamba. Appunto, aiutiamo queste strutture perché si manda un messaggio che si può vivere, si può continuare ad andare avanti, si può nuotare, si può divertirsi lo stesso, anche se si è subito un incidente, ma siamo persone, quindi queste sono le cose che ci servono per farci capire che siamo tutti uguali, non c'è nessuna differenza. Diciamo che il Scusa se mi sono permesso. Il binomio sport e disabilità è un binomio eccezionale per certi versi, lo vediamo anche con le Olimpiadi, le Paralimpiadi, è una cosa che è stata in qualche modo sdoganata e che penso Longo stia facendo del bene in generale. Allora, Pierpaolo Longo, grazie come sempre per la sua testimonianza. Questa sera vi mostriamo la giornata di serrata al natatorium di Treviso, quindi grazie davvero a Pierpaolo Longo. Noi siamo addirittura d'arrivo di questa diretta e chiudo con la notizia di apertura. Grazie a voi, complimenti. Grazie, arrivederci Longo. Chiudo ovviamente con la tragedia di Legnaro, è una notizia che sta facendo il giro d'Italia, non potrebbe essere altrimenti. Questo ragazzo che alle 4:30 di questa mattina è andato a schiantarsi contro il muro di alcune abitazioni lungo la strada statale piovese, la 516, un ragazzo di 17 anni che guidava da solo una Opel. Questo il fatto, questo il paradosso. Qui si sono concentrate fin da subito le indagini della polizia, del distaccamento di Piove di Sacco. Una tragedia davvero incredibile, inspiegabile per certi versi. Sappiamo che c'è questa indagine in corso per incauto affidamento, perché l'auto sarebbe stata affidata ad un amico maggiorenne del ragazzo dai genitori del giovane, del 17enne, quindi una tragedia nella tragedia. Vi do un altro aggiornamento di tipo, diciamo così, che sicuramente farà discutere politico e giuridico, perché una denuncia è stata presentata al Tribunale di Padova contro la sindaca di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso, e gli 8 assessori della Giunta Comunale, con la richiesta di annullamento della risoluzione con cui il 1° novembre scorso al presidente del Brasile Bolsonaro, lo ricorderete tutti, venne concessa la cittadinanza onoraria della cittadina veneta. Lo annunciano i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. Quindi di fatto non si chiude quella partita che aveva fatto discutere molto a livello politico. Una denuncia quindi è stata presentata al Tribunale di Padova. Questa sera, e la seguiremo in diretta sostanzialmente, la fiaccolata invece per Jessica e Sara, le 2 giovani che esattamente una settimana fa sono morte nel modo più terribile che vi abbiamo raccontato lungo la 28. Quindi l'appello del comune, della comunità di Conegliano è quello di partecipare, di stringersi attorno alle famiglie, come ha fatto lei ieri, Romina, perché appunto è il momento del cordoglio, ma anche il momento di chiedere giustizia. Questo chiedete. Sì.
chiediamo giustizia e chiediamo unione. Unione, forza, non è importante se è un comune di Treviso, se è un comune di un altro tipo di comune. L'unione fa la forza, come ho detto ieri, uniamo le nostre forze e forse tutti insieme riusciamo a combattere un muro. Grazie Romina, devo lasciarla perché sono veramente al tassativo, messaggio forte e chiaro come sempre. Allora, ritorniamo in diretta alle 19:30, adesso c'è il meteo, grazie Alessandro Granzera, grazie Simone Merlo per la regia. A stasera. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Contenuto indebolimento dell'anticiclone nel weekend e transito di un debole fronte su parte d'Italia. Il nostro territorio resterà ai margini e il tempo si manterrà stabile, ma vediamo la situazione. Sul Veneto, nel dettaglio, la giornata di domenica 6 febbraio si caratterizzerà per un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, qualche nube bassa in pianura e probabili foschie ampie e schiarite durante le ore centrali. Occasionale nevischio sulle Dolomiti settentrionali a partire dal tardo pomeriggio. Temperature stazionarie saranno piuttosto miti, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui soleggiato, con qualche addensamento sempre nel tardo pomeriggio e isolati piovaschi di sera. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.